Confindustria Venezia Rovigo. Sul tavolo la giornata del No Tax Day organizzata dal governo. Per il presidente nazionale Boccia occorre fare sistema, procedere in un'unica direzione, che è quella di vedere la questione italiana come questione industriale. Vediamo. Delocalizzare sì, ma in Italia. E questo è il messaggio che ha lanciato Matteo Zoppas, presidente di Confindustria Venezia Rovigo, nella prima assemblea dopo la fusione delle due associazioni territoriali. Ed è stata anche la prima uscita in Veneto del neopresidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia. La sua elezione ha diviso gli imprenditori veneti. L'importante non è andare d'accordo, ma andare nella stessa direzione. Mi sembra che i messaggi di oggi sono i messaggi dell'intera Confindustria. È molto bello questo fare sistema anche insieme alle altre categorie, appelli importanti alla politica locale sulla dotazione infrastrutturale e un elenco sui fattori di competitività per le imprese. Delocalizzare tornando. Beh, questo significa mettere mano ai fattori di competitività e alle criticità paese, dalla questione fiscale che ha citato Zoppas, alla questione temporale, alla questione energia, a tutti i fattori di competitività per far sì che le imprese non solo restino ma ritornino in un grande paese qual è l'Italia. Il tema dell'assemblea si chiama reshoring. È chiaro che per fare reshoring bisogna creare le condizioni perché le aziende possano tornare in Italia. Come devono tornare? Le condizioni estere, per cui è stato conveniente fare la delocalizzazione in passato, non conveniente, si doveva chiudere se non si andava all'estero a produrre. Oggi, dove si andava a produrre in passato, le condizioni sono peggiorate, per cui nell'equazione convenienza stare in Italia o costo stare all'estero, che io chiamo Made in Italy e costi in Italy, questa equazione sta tornando per alcuni settori conveniente tornare in Italia.